Siamo adesso in compagnia di Raffaele Padrone, dirigente sindacale di FSP Polizia di Stato. Grazie per essere qui con noi questa sera. Grazie a lei, Tania. Grazie ai telespettatori. Abbiamo sentito un bilancio di una serie di incidenti sulle strade del Friuli Venezia Giulia, in particolare le vittime dell'incidente in A4 che sono salite a 7. Secondo lei come si può intervenire, se si può intervenire per cercare di evitare che continuino ad accadere incidenti di questo tipo, soprattutto in A4 che abbiamo visto essere insomma un tratto veramente quasi autostrada della morte, come l'ha definita il presidente Luca Zaia? Sì, definirla così è tragico, però se noi pensiamo che solamente in Chioggia, cioè nel paesetto di Chioggia, 42 ragazzi hanno perso la vita, tant'è che è stata posta una lapide di fronte alla chiesa, e c'è stata tempo fa anche una fiaccolata fino al casello per ricordare questi ragazzi. 42 ragazzi di un solo paese, quanti? Ci uniamo al cordoglio di queste altre 7 vittime. Il problema, guardi, non è legato solo all'autostrada, perché quanti chilometri di autostrada abbiamo? Io credo che lì il nuovo governo deve intervenire velocemente per ripristinare, per costruire una terza corsia, come sta facendo, come si è allargata da qua a Trieste una terza corsia. È ovvio, perché lì c'è un imbuto e dalle 3 corsie si arriva a 2 corsie. Quindi diciamo è che sicuramente l'incidente in questione è accaduto proprio in realtà esatto, in una zona a 3 corsie, questo sì, era anche... esatto, però l'imbuto è perché in quel punto c'è un restringimento a 2 corsie. Quindi il traffico aumenta. Il traffico che è aumentato, ma che il traffico è già presente in 3 corsie, figuriamoci nel momento del restringimento. Però vede qual è il discorso? Il discorso è dettarlo come autostrada della morte. Io andrei cauto con questa parola perché non ci porta da nessuna parte. Direi invece che, e l'ha dimostrato il servizio di prima, la professionalità della polizia stradale nel rilevare e riscontrare queste grandi infrazioni. Purtroppo siamo legati un po' troppo alla tecnologia, perché al di là di questo ultimo incidente legato a un malore del conducente, non c'è, come è stato scritto, non c'è un segno di frenata, il che vuol dire che c'è stato effettivamente questo malore dell'autista, e il resto è legato tantissimo, io lo vedo nelle contravvenzioni dei colleghi della stradale, alla tecnologia, a questi maledetti telefoni, alle distrazioni, addirittura gente fermata che leggeva il giornale in autostrada. Io credo che mentre si guidi è difficile anche capire, poi magari si capisce fischi per fiaschi quando si va a leggere, quindi cioè, la distrazione non è solo una questione di 2 corsie o 3 corsie, la velocità, perché se questo avviene in velocità diverse magari non fa 7 morti, quindi velocità, distrazione, tecnologia, musica, chi avete USB cambia, metti la canzone che mi piace di più, cioè fanno le macchine che sembrano degli aerei e poi succedono queste cose, perché la distrazione tecnologica è grandissima. Nei rilevamenti della polizia poi si guarda se il cellulare era attaccato, se il messaggio è arrivato in questo momento, non è così facile. Cioè, dietro a queste cose ci sono delle assicurazioni che poi sapete benissimo, per chi ha provato una piccola disgrazia, che l'assicurazione prima di pagare, tu devi andare a pagare a scadenza, ma prima di pagarti, soprattutto quando c'è un morto, si arrampicano sugli specchi. Quindi viene fatta una serie di accertamenti. Quante persone vengono fermate in stato di ebbrezza? Cioè, se noi ci mettiamo sulla A4, sulla A1, sulla A8, scegliete voi il numero, sempre ubriaco sei. Quindi è vero che quella è una strada particolare, ma
come le dicevo prima, ci sono dei restringimenti che diventano veramente pericolosi. Io ricordo anche quando c'erano i lavori che dalla Tisana portavano a Palmanova, c'era una condizione stradale, guardate, per chi l'ha fatta e per chi l'ha fatto per lavoro, era una cosa pericolosissima. C'è un sorpasso a un camion in macchina con una doppia curva magari fatta dai segnalatori, diventava veramente pericoloso, ma veramente pericoloso. Se poi ci mettiamo la velocità e quindi lo spazio di frenata e tutte le cose che ho detto prima, credo che qualsiasi autostrada può diventare della morte. Quindi cerchiamo invece di risolvere i problemi, perché ho detto solo a Ceggia ce ne sono 42, ma quanti incidenti e di altre città, come in questo caso, dei poveri ragazzi che avevano già una disgrazia loro, ma guardate che era veramente, quando ci si mette, avevano già i loro pensieri. Allora le mie condoglianze vanno alle famiglie di queste persone e l'accompagnatrice e l'ex sindaco di Rimini, insomma, credo, di Riccione, insomma, persone normalissime che dedicavano il loro tempo a questi ragazzi. E di questo mi dispiace veramente, perché persone che avevano già i loro problemi. Però, al di là di questo caso, ripeto, che si tratta di un malore, tutto il resto potrebbe essere limitato e solo noi stessi possiamo farlo quando ci mettiamo alla guida. Grazie allora Raffaele Padrone per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi. Versa in gravi condizioni, trasportato in volo al nosocomio di Udine, un uomo di circa 60 anni che intorno alle 13 di oggi è rimasto coinvolto in un altro incidente stradale a Coseano.